Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. A te la linea, Antonino. All right, degli Jamiroquai, anno di grazia 1996. Vorrei dirvi che va tutto bene, ma non va per niente bene. Oggi è il 7 di ottobre 2024 e 365 giorni fa era un sabato mattina. Io dovevo
andare in onda alle 9:35 col garage dell'Alfista, perché quello era il palinsesto. C'era Pier Vittorio Scimia in onda che stava facendo la rassegna stampa, e come ogni mattina, quando insomma io mi devo mettere a lavorare, preparare, andare in onda, eccetera, eccetera, io una cosa faccio: guardare sempre le agenzie, e ovviamente non solo quelle italiane, ma segnatamente quelle straniere, soprattutto se non ho tempo la BBC. E la cosa che mi colpì fu questa: s'erano fatte le 9 del mattino più o meno, era una giornata di sole, una giornata tranquilla, nulla lasciava presagire. Invece, aprendo la pagina della BBC, il pugno in faccia è arrivato immediatamente. È arrivato immediatamente perché ho letto che le forze israeliane erano in stato di guerra, niente di meno. E poi subito dopo, sul muro virtuale che avevo davanti a me, si è materializzato questo video di un tizio che andava sparando a qualsiasi cosa si muovesse, meglio ancora se esseri umani, per le strade di un paese, di una cittadina israeliana. E poi ancora le prime notizie di morti dal Festival Nova, e poi ancora le altre notizie di gente che si sapeva rapita. Ecco, quello è stato l'inizio di un incubo collettivo dal quale dopo un anno Israele non si è ancora risvegliato. Ed è stata tosta intervenire in trasmissione. Abbiamo fatto, ricorderete, abbiamo fatto la radiocronaca dei fatti come si svolgevano in quel momento, e io voglio ringraziare ancora Giulio Cainarca, perché abbiamo dovuto ovviamente strappare letteralmente il palinsesto, prendere lo spazio dalle 11 alle 12 che era vuoto e fare questa diretta. Quel giorno il garage dell'Alfista è stato cancellato. Quel giorno un ascoltatore mi ha anche cazziato perché a mezzogiorno, quando abbiamo finito la diretta, le televisioni facevano i loro spettacoli come se niente fosse accaduto, e cosa ancora più grave, i giornaloni non avevano nemmeno mezza riga sull'argomento. Tant'è vero che qualcuno mi disse: sono andato a vedere la pagina di un noto quotidiano, non dicevo qual è, non riporta niente, potevi farla la trasmissione. Certo, come no. Ecco, 1200 morti uccisi nel modo più infame, 250 sequestrati, ora ne restano poco più di 100 nelle mani di quei macellai di Hamas. Gli accordi di Abramo che porteranno la pace nel Medio Oriente per il momento sospesi, soprattutto l'accordo tra Israele e l'Arabia Saudita, e soprattutto una reazione che però ha portato all'uccisione del capo di Hamas, all'uccisione del capo di Hezbollah, all'eliminazione di figure chiave del terrore che altrimenti avrebbero potuto continuare la loro folle corsa alla intesa alla distruzione dell'Occidente. E adesso è giunto il tempo dell'Iran, perché alla fine è quella l'idra delle sette teste, è quello il finanziatore che tiene da più di 30 anni nel terrore una nazione intera di appena 7 milioni di abitanti, che chiede solo di vivere in santa pace e di avere regolari rapporti diplomatici e commerciali con tutti i vicini. E quella nazione si chiama Israele ed è il baluardo, l'avamposto dell'Occidente nel Medio Oriente, un piccolo paese circondato da autocrazie, circondato da regni che definire di tipo assoluto e fargli un complimento, è minacciato da una teocrazia islamica il cui capo, un uomo di 85 anni malato di cancro alla prostata, si è presentato qualche giorno fa con un fucile che peraltro è una scoppiazzatura di un fucile cinese che a sua volta scoppiazza su licenza un fucile dell'epoca sovietica. Beh, si è presentato con questo fucile in mano, questo che dovrebbe essere un uomo di Dio, per predicare l'annientamento di Israele. Adolf Hitler, se fosse al mondo, probabilmente sarebbe contento della situazione, ma non prevalebunt, non prevalebunt. È passato un anno, le ferite sono lente a rimarginare.
Ci sono famiglie nelle quali padri, madri, fratelli, bambini non nati non torneranno mai. Pensate alla famiglia Bibas, al piccolo Kfir, a suo fratello. Kfir rapito, un bambino che ha compiuto 1 anno mentre era in cattività, se è ancora al mondo, e speriamo che sia ancora al mondo con suo fratello e con sua madre. Donne stuprate, violentate, uccise, gente ammazzata nel modo più schifoso, gente che telefonava e si vantava al telefono: papà, ne ho ammazzati 10, ah bravo figlio mio, peccato non essere con te. Questo è accaduto e meditate che questo è stato. Ma ancora una volta, con coraggio, con determinazione, non prevalebunt. Am Israel Chai, Israele vive. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, la numero 856 di lunedì 7 ottobre dell'anno del Signore 2024. E la cominciamo, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello è andate su radiolibertà.net, perché non è più un semplice sito sul quale informarvi a proposito, diciamo così, delle modalità per sostenere questa radio. Non è soltanto questo, ma è anzi un giornale online dove troverete i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, i giornali visti da Giulio Cainarca e poi ancora le videopillole delle nostre trasmissioni e molto, molto altro ancora. Quindi, ladies and gentlemen, fesso chi non legge radiolibertà.net, perché non sapete che cosa vi state perdendo. Quindi colmate questa lacuna di informazione e andate su radiolibertà.net. Saluto Lorenz Dumbria in regia e adesso, ladies and gentlemen, qui Parlamento. Qui Parlamento. Allora io stasera ho il piacere di ritrovare il senatore Andrea Ostellari, che è sottosegretario alla giustizia. E intanto buonasera senatore, bentornato qui in trasmissione a Zoom. Buonasera. Buonasera a lei, grazie e buonasera a chi ci ascolta. Senatore, senta, noi stasera vorremmo un po' chiacchierare in tema di carceri, tema che mai come ora è sentito, soprattutto da quando chiaramente, essendoci un governo conservatore in Italia, le carceri tornano ad essere al centro della questione. Abbiamo sentito nei mesi scorsi anche all'interno della maggioranza varie figure di altri partiti che hanno chiesto, diciamo così, di estendere la misura del braccialetto elettronico. C'è stata polemica per quanto riguarda l'eventuale reclusione delle donne che restano incinta per evitare il carcere e così via. Ecco, senatore, a che punto è la situazione? La sua domanda che ha toccato diversi punti, no? Che è molto, molto complessa. Allora, guardi, noi nel 2022, fine 2022, quando abbiamo ereditato il sistema dell'esecuzione della pena, abbiamo trovato effettivamente un vero e proprio disastro. Ma inutile che la sinistra adesso faccia battaglie su temi che quando era al governo non ha mai risolto. Il tema dell'edilizia è stato bloccato per anni anche da un punto di vista dell'ordinaria manutenzione, quindi quello che abbiamo visto nel passato è stato solamente relegato ad azioni di svuotacarceri o sconti di pena, quello che ad esempio noi non vogliamo. E perché non lo vogliamo? Perché siamo consapevoli, guardando i dati, che in quel modo la recidiva, cioè la capacità, no, di ricadere nel crimine da parte di un soggetto che sconta la sua pena, magari che non la sconta definitivamente perché ha usufruito di un indulto, di una
di uno svuotacarceri, chiamiamolo così in via generale, questa capacità delinquenziale aumenta. E allora noi siamo consapevoli che l'unica azione che dobbiamo mettere al centro del dibattito e del tema anche normativo e del tema politico è quella del lavoro. Il lavoro è l'unico, o comunque tra i pochissimi strumenti di rieducazione vera dei condannati, i quali non stanno più all'interno del carcere magari a guardare il soffitto o a protestare, ma vengono immessi in un circuito virtuoso nell'ambito del quale poi si può anche andare a spendere magari un'attività che impari quando hai terminato la tua pena. Il 98% delle persone che imparano qualcosa all'interno del carcere, quando escono non delinquono più. È lì che dobbiamo andare a investire, ed è lì però che dobbiamo anche cercare di fare tutti gli sforzi possibili per ridare una sorta di dignità all'edilizia carceraria che è mancata in tutti questi ultimi anni. E facendo come? Quello che abbiamo deciso noi, anche con l'ultimo decreto, una nomina del commissario straordinario all'edilizia, che quindi si occuperà di fare quello che in passato non si è mai fatto: costruire quindi spazi nuovi, adeguare quelli attualmente in essere, dare anche un detentivo utile per le fasi appunto di lavoro, di rieducazione, formative e quant'altro, e quindi, se volete, anche siamo quelli che stanno ripensando il mondo dell'esecuzione della pena in senso moderno e assolutamente rispondente ai principi della nostra Costituzione. Evidentemente a qualcuno dall'altra parte dà fastidio che finalmente in Italia questo tema viene affrontato con serietà e con buon senso. Ecco, senatore, infatti io riflettevo su questo mentre lei stava parlando. Quando avevo 20 anni, l'assistente spirituale del collegio in cui studiavo era assistente spirituale, era cappellano al carcere di San Vittore. E quindi la domenica mattina andavamo noi ragazzi dell'Università Cattolica ad animare la messa alla Raggiera, quindi in centro, proprio il cuore del carcere di San Vittore. Io ho imparato una lezione, siamo stati anche al femminile, se per questo. Io ho imparato una lezione: quelli che sono dietro le sbarre hanno la stessa faccia che possiamo avere io, lei, chiunque altro. Allora, a maggior ragione, visto che lei parla giustamente, aggiungerei, di buonsenso nell'esecuzione della pena, fino a che punto lo possiamo fissare finalmente un limite tra la pena come rieducazione, e quindi benissimo il 98% di carcerati che escono e finalmente non delinquono più, e quindi l'articolo 27 della Costituzione è una splendida realtà, e aggiungerei anche di civiltà giuridica. E poi però dov'è che la pena invece diventa condanna e allora buttiamo anche la chiave? Perché Angelo Izzo, grazie al concetto di pena come rieducazione, è uscito dopo più di 20 anni dai fatti del Circeo e ne ha fatte fuori altre 2. Quindi dov'è che si trova questo limite una volta tanto? Riusciamo a fissarlo? Ma guardi, assolutamente sì, e questo ad esempio, e tra queste cose che lei dice, sta molta, diciamo, la differenza tra noi e la sinistra. Ricordate ad esempio circa un anno fa la questione di Cospito? Sì. Bene, in quell'occasione dei violenti, soprattutto coloro che manifestavano al di fuori, hanno cercato di mettere in crisi il cosiddetto 41 bis, che è uno strumento di tutela della nostra democrazia, delle nostre libertà, ed è uno strumento che viene utilizzato non solo per la mafia, ma appunto anche per i terroristi e per tutti coloro che hanno legami con la criminalità che noi dobbiamo cercare di impedire.
E questo non perché siamo brutti e cattivi nei confronti diciamo dei detenuti, ma questo è perché intendiamo non fare passi indietro rispetto alle conquiste che abbiamo non solo noi, ma anche chi ci ha preceduto. Penso ad esempio anche a tanti magistrati che hanno perso la vita e a cui va dato il nostro riconoscimento, e quindi tutto quello che noi possiamo fare oggi è mantenere la barra dritta su strumenti fondamentali che consentono agli italiani, tutti noi cittadini, di stare tranquilli. E se per questo, ad esempio, noi adesso siamo anche ancora sotto scorta, insomma, accettiamo ovviamente la scorta, anzi ringraziamo chi ci fa la scorta, perché non intendiamo fare retromarcia o comunque prendere paura, insomma, rispetto a chi protesta, rispetto a chi usa la violenza per fare azioni politiche contro lo Stato e contro la libertà. E qui sta ovviamente la differenza tra un carcere, quindi un regime duro, come appunto questo, e invece un regime, un carcere più, chiamiamolo, disponibile e aperto, ma con regole chiare. Al centro sicuramente la persona, la sua rieducazione, ma altrettanto vogliamo che sia diciamo al centro anche il tema delle regole e del rispetto verso chi rappresenta lo Stato. Ecco perché ad esempio noi abbiamo introdotto delle proposte normative che tutelano il nostro personale, la polizia penitenziaria, chi lavora all'interno delle carceri, perché troppo spesso abbiamo visto azioni anche violente organizzate che sono inaccettabili. Quindi noi siamo disponibili a fornire tutti gli strumenti per chi se lo merita, ma siamo anche e vogliamo essere anche inflessibili nei confronti di chi non rispetta le regole, anche all'interno del carcere. Esatto, comanda lo Stato. Grazie sottosegretario. Grazie a voi. A presto. Grazie a lei. Sigla. Qui Parlamento. E allora, bella gente, noi adesso ce ne andiamo in pausa, dopodiché ci ascoltiamo David Bowie, China Girl del 1983 e torniamo subito. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
A te la linea, Antonino. Grazie Lorenz, avete ascoltato David Bowie, China Girl del 1983, le 18, 35 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Molto interessante il qui Parlamento col sottosegretario Stellari, perché è sempre un piacere parlare con delle persone che conoscono bene la materia e soprattutto cercano di applicarla in maniera coscienziosa, devo dire la verità. Mi è piaciuto molto questo qui Parlamento, non per cosa, ma lo dico con molta sincerità, anche come studente di diritto all'università. Maurizio mi scrive al 340-670-9659 questa zappa, ma basta parlare di noi come conservatori e loro come progressisti. Falso, ma i termini contano per il popolino. E allora scusami, come ci dovremmo definire? Fascisti, nazisti, alieni? Queste allora poi hanno ragione loro quando dicono certe cose. Io dico che questo è un governo conservatore, benedetti Dio, è un governo di conservazione che ragiona in termini conservatori, legge ordine che ragiona in termini appunto di arrivare, di andare avanti, ma con le giuste cautele, insomma, o no? Questo è essere dei conservatori, almeno credo. Se no, come la vogliamo chiamare questa, come lo vogliamo definire questo governo? Dai, Maurizio, in tutta cordialità e con tutta stima. Allora, perché abbiamo messo il Duca Bianco con China Girl? Perché ve lo ricordate voi l'ex ministro Tremonti quando disse se la Cina si pianta poi è un problema per tutti? Ecco, diciamo che la Cina non si sta piantando, ma attenzione, Tremonti persona estremamente competente pure lui. Chiusa parentesi. La Cina non si sta piantando, però diciamo che le cose stanno un pochettino rallentando. E l'Italia che cosa deve fare in tutto questo? Beh, io ne ho parlato con il professor Lorenzo Riccardi, che è presidente della Camera di Commercio italiana in Cina, lo hanno eletto nel maggio scorso, in più professore in alcune università prestigiose in quel di Shanghai. E allora state a sentire che cosa ci siamo detti. Commentatelo al 340 670 9659. Lorenz, se sei pronto, vai. E allora, noi una volta l'anno abbiamo questo gradito appuntamento con il professor Lorenzo Riccardi e in particolare il professor Lorenzo Riccardi, che è un grande esperto di Cina e che soprattutto vive in Cina e conosce molto bene il mondo cinese. Questa sera è con noi per fare un po' il punto della situazione, visto e considerato che il 1° del 1949 Mao ha proclamato la Repubblica in Cina e quindi sono 75 anni di potere dell'apparato che è stato messo in piedi da Mao Zedong. Nel 1979, quindi 3 anni dopo la morte di Mao, è arrivato Deng Xiaoping, che è stato il grande non diciamo liberalizzatore, ma è stato certamente l'uomo che si è messo in testa di creare una moderna economia socialista in Cina e ci è riuscito entro il 2000. E la Cina oggi è la potenza che tutti noi conosciamo, la nazione economicamente forte che conosciamo, anche se adesso sta attraversando una fase di appannamento. E allora dicevamo prima di cominciare questa intervista, dice in corso anche questa settimana di vacanze per l'anniversario dei primi 75 anni della Cina. E allora, professore, com'è la Cina di oggi, 75 anni dopo Mao? Allora, innanzitutto è un momento sì di chiaro interesse, quello di fare un aggiornamento proprio durante la festa nazionale. Ricordiamo che la festa nazionale è il 1° ma include 7 giorni di quella che è definita Golden Week, quindi i cinesi hanno 7 giorni di festività per poter viaggiare all'interno del paese, raggiungere amici, parenti o visitare appunto luoghi turistici. È un fattore interessante perché è una delle vacanze maggiori, insieme appunto al Capodanno cinese che si tiene invece in primavera.
e ha una valenza economica specifica. Durante questa settimana si muovono, viaggiano 700 milioni di persone all'interno del paese e sono stati stimati 1,9 miliardi di viaggi. Questo significa che è molto complesso ovviamente viaggiare all'interno del paese, ma che è un grande stimolo all'economia del turismo e del commercio in generale. Quindi aumentano gli acquisti e aumentano appunto i viaggi. Questo è un momento che il paese utilizza per cercare appunto di rilanciare quelli che sono gli stimoli al commercio, al consumo interno. Durante questa fase, durante questa settimana, si vedono celebrazioni in ogni città, in ogni provincia. All'inizio appunto con una grande cerimonia in piazza Tiananmen a Pechino, seguita poi da altre celebrazioni che hanno un profilo culturale in ogni regione della Cina. E la cosa interessante appunto è la mobilità di queste masse, che è un fenomeno che non si vede in sostanza in nessun altro paese al mondo. Il governo celebra questo anniversario mostrando i record economici, gli achievement, i risultati ottenuti dal paese in questi anni. Ma in particolare direi che quello più significativo è quello di essere passati da un'economia definita in base ai criteri delle Nazioni Unite, di una popolazione a basso livello di reddito, quindi sostanzialmente in una fascia anche definita di povertà, alla seconda economia più grande del mondo, con una fascia anche di reddito pro capite ormai definita come una fascia appunto ad alto reddito, sopra i $13.500 americani di reddito annuo, si accede a quella che è definita appunto una fascia di reddito medio-alto nella classificazione dei paesi delle 193 nazioni del mondo. Quindi sicuramente ecco un risultato che può essere promosso da un punto di vista della comunicazione interna al paese. Oltre a questo, la Cina sostanzialmente è diventata la prima economia per PIL a parità di potere d'acquisto ed è il primo paese per export e il primo paese per commercio aggregato, quindi nel commercio che somma le importazioni e le esportazioni, la Cina ormai da diversi anni è la prima economia. Un altro record raggiunto nel 2010, superando gli Stati Uniti e le altre economie occidentali, è stato quello di affermarsi come prima potenza manifatturiera. Quindi conosciamo la Cina per essere definita come la fabbrica del mondo, ma anche l'output manifatturiero più rilevante. Il 30% appunto dell'output manifatturiero deriva da questo paese. Quindi una serie di valori che in questa celebrazione il paese promuove come risultati tangibili, risultati positivi. È evidente che se si guarda a un arco temporale molto lungo ci sono delle performance più significative rispetto a quelle che sono quelle delle economie occidentali, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti, che hanno avuto degli sviluppi maggiori in fasi precedenti e invece ecco una crescita più lenta o un rallentamento della propria crescita o appunto a volte ecco anche una fase negativa. Oltre a questo la Cina è stata sì superata dall'India come diciamo paese a maggior demografia, ma rimane il primo mercato per un'ampia gamma di settori, l'automotive in assoluto, il lusso e diversi altri, per cui 1,4 miliardi di persone che raggiungono una fascia di reddito definita appunto a livello internazionale alto, medio-alto, significa avere il più grande mercato del mondo in molti segmenti economici. Oltre a questo, la Cina ha promosso una serie di accordi di libero scambio che estendono quello che è il grande mercato cinese addirittura
ad un mercato gigantesco che riguarda l'Asia Pacifico, 15 nazioni che fanno parte della regione del sud-est asiatico, del nord-est asiatico, dell'Oceania e appunto la Cina. Quindi la Cina celebra questi 75 anni, mostra i risultati raggiunti e di certo si pone come leader nella regione dell'Asia Pacifico e come possibile competitor con le altre grandi economie a livello globale. Ovviamente, come detto, ci sono oggi nella fase più recente degli aspetti che sono sia positivi che negativi nel trend della crescita economica cinese, ma in assoluto, se confrontiamo il livello di alcune decadi fa a quello odierno, sono tangibili, sono evidenti, ecco, questi risultati. Professore, senta, intanto io voglio congratularmi con lei per il fatto che da maggio è nuovo presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina, perché è l'organizzazione più radicata delle imprese italiane che operano nella Repubblica Popolare. Parliamo di 800 associati, uffici in 7 delle principali città. Poi voglio ricordare ai nostri ascoltatori, tra l'altro, che il professor Riccardi insegna fiscalità alla Shanghai Jiaotong ed è specializzato in fiscalità e commercio internazionale come Research Fellow del Belt Road Institute presso Shanghai University. E allora, a maggior ragione, le dico questo, rivolgendomi appunto a lei in qualità di Presidente della Camera di Commercio Italiana in Cina. La Cina è ancora un'opportunità per gli italiani, perché l'immagine che si dà in Italia di questo paese è in fondo l'immagine di un paese che è sbarcato in Italia in forze, è stato visto come il luogo della delocalizzazione, ma nei fatti prima impoverito, almeno l'accusa che viene rivolta alla Cina è di aver impoverito l'Italia, depauperato l'Italia di imprese, perché tanti imprenditori sono andati a delocalizzare lì, e poi perché dopo aver delocalizzato comunque la Cina ha comprato interessanti asset che non sono soltanto la presenza con i tanti negozi o con l'attività dei cinesi in Italia, ma sono anche asset di lusso, come ad esempio Baglietto, che fa gli yacht più prestigiosi del mondo. Allora la domanda è: la Cina, mi passi lo slogan, è ancora vicina? Nelle fasi diverse della relazione bilaterale tra l'Italia e la Cina abbiamo avuto appunto relazioni più vicine o più sensibili. Direi che in questa fase più recente è tangibile come ci sia l'interesse da parte di Roma di allacciare una relazione economica con Pechino sempre più fruttuosa. Abbiamo visto le missioni di Urso, abbiamo visto la Premier Meloni e vi sarà a breve Mattarella. Quindi c'è un chiaro interesse a rilanciare le relazioni economiche. È stato firmato un accordo, è un piano d'azione che include 6 diverse intese da un punto di vista economico, quindi è tangibile una fase nuova nei rapporti bilaterali. Questo perché? Perché la Cina è il primo mercato di destinazione dei prodotti italiani in tutto il Far East, è la seconda economia negli scambi con l'Italia fuori dall'Unione Europea ed è evidente che crescerà il proprio ruolo nelle relazioni economiche globali. Quindi comunque la Cina rimane ancora un affare per noi, comunque un luogo di investimento. La Cina è un mercato imprescindibile, quindi è uno dei più grandi mercati del mondo per molti settori, ha una serie di complessità, ma rimane un mercato dove un gruppo di dimensionamento rilevante di presenza internazionale non può che essere presente e gestire nel contesto semplificato o più complesso in relazione appunto alla situazione. Professore, noi ci siamo ritirati visto che
appunto Belt and Road Initiative. Noi ci siamo ritirati dalla nuova via della seta, abbiamo mandato una lettera con il governo Meloni, lettera nella quale specificavamo insomma il nostro passo indietro. Però Giorgia Meloni ha detto pure che è necessario mantenere i legami con la Cina, mantenere i rapporti. Allora le chiedo cosa c'è dopo la nuova via della seta per i nostri rapporti commerciali? Dopo questo accordo c'è un piano d'azione e c'è il rinnovo del partenariato strategico siglato circa 20 anni fa. Quindi ci sono delle intese che hanno un focus specifico sull'economia, ma ovviamente riguardano la cultura e altri aspetti di cooperazione. Quindi c'è una fase nuova, una fase di interesse reciproco, perché l'Italia rimane una delle più grandi economie all'interno del gruppo dei G7 dell'Unione Europea e la Cina è appunto il più grande mercato all'interno della regione del Far East. Senta, un paese che ha più di 7000 anni di storia e di civiltà, che è appunto la Cina, non credo abbia complessi di inferiorità verso chi che sia. Allora, a maggior ragione le chiedo, noi perché interessiamo ai cinesi da un punto di vista economico? Non credo certo per gli spaghetti. Perché l'Italia è la seconda economia manifatturiera dell'Unione Europea, perché l'Italia ha sviluppato con la propria creatività e innovazione una serie di progetti di altissimo livello, perché l'Italia è un player fondamentale nei gruppi dei paesi occidentali, menzionavo i G7 e menzionavo appunto l'Unione Europea, dove Roma è paese fondatore, è una delle economie prevalenti. Questo fa sì che l'Italia all'interno della rete delle economie occidentali possa essere un paese partner più importante rispetto a molti altri. Ecco, e questa è una cosa da non sottovalutare. Professore, ma ultimamente però i dati economici dicono che la Cina sta avendo qualche contraccolpo, qualche diciamo così, non diciamo problema, rallentamento. Io ricordo una concitata esposizione dell'allora ministro dell'economia Giulio Tremonti, più di una quindicina di anni fa, che metteva in guardia già allora dicendo in termini molto crudi: guardate che se la Cina si pianta, ci piantiamo tutti quanti assieme, perché è tutto un sistema economico mondiale che va al collasso. Ecco, come sta l'economia cinese in questo momento? Allora, prima di tutto va detto che l'obiettivo di crescita 2024 è il 5% di crescita del PIL, quindi molto superiore alla media globale, agli obiettivi di crescita degli Stati Uniti, dell'Unione Europea e dell'Italia di certo. I profili negativi sono legati a una riduzione degli investimenti diretti esteri che hanno toccato un record negativo a meno 30% tra gli ultimi dati. Di certo vi è la disoccupazione, in particolare quella giovanile che ha toccato il 14%, e la crisi del mercato immobiliare, oltre a un rallentamento nei consumi interni. Negli aspetti positivi però vi è appunto un tasso di crescita completamente diverso rispetto alle economie occidentali. Vi è la reattività del governo cinese che pochi giorni fa, il 24 di settembre, ha emanato una serie di misure tramite la propria banca centrale che hanno tagliato dello 0,5% i tassi dei mutui già in corso e dell'1,7% tutti i tassi dei nuovi mutui, con due obiettivi specifici: rilanciare il mercato azionario e promuovere il mercato immobiliare. Ha erogato finanziamenti di 300 miliardi di renminbi per il settore immobiliare e fino a 500 miliardi di renminbi per il settore delle borse, dei mercati finanziari. Quindi è tangibile come la reattività del governo cinese
sia efficace nel far fronte anche a momenti complessi. Lo abbiamo visto anche nella fase molto complessa della pandemia, dove la Cina ha chiuso il paese per difendersi dall'inizio della pandemia e poi ha sostanzialmente radicalmente variato la propria strategia, abbandonato la policy di Covid-0, comprendendo l'impatto all'economia che stava avendo. Quindi c'è un tasso di crescita elevato, ci sono relazioni economiche con la regione che cresce maggiormente al mondo, che è quella dell'Asia Pacifico, e c'è una reattività, una rapidità nell'implementare incentivi e nuove misure. Professore, senta, in questi giorni, anzi di stamattina, la notizia riportata da Italia Oggi del fatto che dopo 44 anni la Cina ha reso pubblico il lancio di un nuovo tipo di missile e l'avvenuto successo del test balistico. La domanda è: la Cina che fa? Si arma? Vuole avere più voce in capitolo a livello internazionale? La Cina di certo punta ad essere un leader globale in ogni ambito, in ogni settore. In primis guardando all'economia, e ha raggiunto appunto questi risultati record come primo mercato per commercio, per scambi, per export, per PIL, parità di potere di acquisto, è il primo mercato per l'automotive, di certo per i veicoli elettrici e anche per l'e-commerce, quindi per il commercio digitale. In altri ambiti vuole essere ad un livello analogo a quello appunto di Stati Uniti e altri paesi occidentali. E questo comporta il ruolo nella geopolitica, comporta anche un ruolo all'interno dello sviluppo tecnologico e anche nel ruolo in generale nella difesa. Dobbiamo però considerare che la Cina è molto distante rispetto al ruolo che ha gli Stati Uniti, che hanno moltissime basi militari in diverse regioni del mondo. Di certo la Cina promuove il proprio sviluppo tecnologico mostrando le proprie qualità in ogni ambito. Per esempio, la ricerca spaziale è solitamente correlata con lo sviluppo tecnologico, ma anche con la difesa. Sostanzialmente la Cina non ha potuto partecipare ad alcuni progetti internazionali insieme a Stati Uniti e Unione Europea e ha realizzato in modo autonomo propria base spaziale internazionale con cui collabora con altri paesi e oggi ha una serie di record in questo ambito. Quindi promuove in questo senso lo sviluppo tecnologico e il ruolo appunto nella geopolitica della regione e dell'intero pianeta. Per concludere, se lei fosse un imprenditore italiano, dove andrebbe a investire in Cina? In quale settore? Prima di tutto la Cina è un paese che ha una geografia che è grande come un continente, per cui ci sono 34 divisioni amministrative che crescono a una velocità diversa. Le regioni che crescono maggiormente sono sulla costa, l'area a maggior sviluppo è l'isola speciale di Hainan, che ha un regime free trade port e ha obiettivi di crescita al 9%. Nei settori in cui la Cina promuove un ulteriore sviluppo, sicuramente conviene puntare, e questi sono la sostenibilità, il settore del green, l'innovazione tecnologica. In ogni discorso politico questi ambiti vengono menzionati. In ogni incontro col governo italiano o coi governi di altri paesi, questi sono i progetti che vengono discussi su ogni tavolo. E se io invece fossi un giovane laureato, quali sarebbero i settori, diciamo, più richiesti ora come ora?
Ma in generale ogni apporto qualitativo da parte appunto di persone straniere è apprezzato proprio per il dimensionamento del paese e per la percentuale comunque ridotta dei professionisti, dei manager stranieri. Per cui ogni ambito qualitativo può essere utile. Di certo la Cina è interessata appunto in particolare ad avere ricercatori, ingegneri, profili che abbiano delle competenze tecniche, oppure professionalità che abbiano un background in paesi come l'Italia che hanno delle economie fortemente avanzate nell'ambito dei servizi e del terziario. Quindi ogni tipo di specifica qualità che è percepita maggiormente in Europa è di certo apprezzata. Oltre a questo, in Cina si è esposti a una serie di opportunità che possono essere colte anche da persone giovani, proprio perché questo è tipico delle economie emergenti, e la Cina, nonostante sia la più grande economia per PIL a parità di acquisto, è ancora in qualche modo considerata un'economia emergente. Insomma, le opportunità non mancano. Professore, la ringrazio molto del suo tempo. Molte grazie e a presto. Grazie. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'anno era il 1993 e questo era Roberto Murolo, L'Italia è bella, presentato al Festival di Sanremo di quell'anno. Ah, l'Italia è bella perché te ha la faccia nera. Ah, l'Italia è bella perché ha anche la faccia nera, e però noi parliamo di immigrazione, come potete immaginare, e ne parliamo con Suad Sbai, che vi ricordo essere responsabile del Dipartimento della Lega che si occupa dell'immigrazione e dell'integrazione. E allora Suad pone l'accento sul rischio islamista in questo paese.
anche in considerazione degli ultimi fatti avvenuti, appunto la ricezione, l'annotazione di questo ripudio avvenuto in Bangladesh ad opera del comune di Ancona, oppure ancora quello che sta succedendo in Afghanistan, tutti rischi che riguardano anche l'Occidente. State a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure, Lawrence. E allora io stasera ho il piacere di ritrovare Suad Sbai, che vi ricordo all'interno dei dipartimenti della Lega è responsabile per l'immigrazione e l'integrazione, per cui è la persona più adeguata e più adatta per parlare di alcune cose. Allora Suad, io parto da un tuo post su X di un paio di giorni fa. X, lo sapete, è l'erede di Twitter, o meglio è sempre Twitter, solo che lo chiamano X. E Suad scriveva: consuma ora non solo il militantismo islamista si sta insinuando nelle istituzioni a livello sia nazionale che locale, in nome di dialogo, coesione sociale e cittadinanza. Un appello a tutte le forze politiche: non lasciatevi strumentalizzare. Ma perché, scusa, che cosa è successo? Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie. No, c'è stata la conferenza stampa di Soumahoro alla Camera dei Deputati con vari gruppi che non hanno nulla a che vedere, alcuni non hanno nulla a che vedere con l'immigrazione, ma poi è Soumahoro che mi fa una proposta di legge e fa una conferenza stampa che è un pochino stona con la sua storia, una storia abbastanza, diciamo, fosse per me drammatica, cioè è quella di sfruttare l'immigrato, insomma, quelle che almeno la famiglia, quello che alla fine sono sotto processo, che hanno speso, non so, 60 milioni, 80 milioni, quello che si legge, che quei soldi non sono mai arrivati agli immigrati, non sono mai arrivati su tutti i progetti italiani, europei, che purtroppo sono stati solo strumentalizzati, ecco, e usati nei momenti giusti, ma di immigrazione non c'è niente. È quello che un po' stona abbastanza con un personaggio che comunque si dice vicino agli immigrati. Gli immigrati stessi devono rendersi conto che non, insomma, se devono rendere conto, insomma, di queste proposte, di questi personaggi, insomma, non hanno nulla a che vedere con la realtà, ecco, è solo strumentalizzarli, cioè, e con alcuni personaggi che anche loro non hanno nulla a che vedere con la realtà degli immigrati, cioè parliamo dell'islamismo, cioè, erano anche presenti qualcuno, e anche lì avrei da dire tanto, perché alla fine parlano di una cittadinanza, ma a chi dare questa cittadinanza? Se non prima, ecco, parlare di integrazione, un processo di integrazione che dovrebbe anche durare parecchio, vista la situazione delle donne che vanno ancora in giro con burqa, con niqab che vanno in giro con filo di tessuto che si vedono solo gli occhi. Questa è una cosa direi orrenda. In un paese occidentale si dice liberale, diciamo. Sì. Oppure la libertà religiosa che non c'è, che uno che non gli va più di seguire quella religione rischia la morte anche nel nostro paese. Questo è un pensiero che va discusso. L'altro tema, ecco, terzo tema che va discusso è quella della laicità dello Stato. Questi accettano la laicità di questo Stato? No. Accettano le regole di questo Stato? No. Sono domande che uno si fa. Ci sono tante cose. Ecco, chi porta avanti le varie proposte del jihadismo che fa proselitismo qui nel nostro paese, che usa sempre quella taqiyya, la dissimulazione del linguaggio per portare avanti il jihadismo verso altri paesi stranieri, raccogliendo
tanti soldi qui, proprio nelle varie moschee. Ecco, l'altro tema è le moschee. Vanno chiusi quelle moschee e nessuno fa una proposta invece reale, quella di chiudere quelle moschee che hanno dentro delle madrase dove le bambine gli insegnano da piccolissime come fare, per dire, come fare la donna islamista, cioè come rispettare alcune regole che non hanno nulla anche quelle a che vedere con la libertà. Ci sono che avevo proposto una proposta di legge che avevo proposto nel 2009, anche la revoca di quella cittadinanza che viene data facilmente a quegli personaggi estremisti, islamisti, li deve essere o indeggiano all'odio, al terrorismo, anche quella va revocata immediatamente. Ma prima di revocare bisogna non darla prima, perché a questo personaggio io la cittadinanza non gliela do, cioè proprio assolutamente, perché se non ci sono le regole prima, ma proprio fisse, nel senso le moschee, l'imam che non va a scuola e mi viene qualsiasi persona si alza la mattina e comincia a dare delle, diciamo, delle surate, delle versioni, diciamo anche dell'interpretazione tutte sue, che non hanno nulla a che vedere, ma anche se fosse non vanno regolamentate. E l'imam che secondo me tutte anche le preghiere che si fanno in pubblico il venerdì vanno controllate col ministero, come fanno i paesi arabi oggi, non è una cosa strana. Io non è che sto dicendo chissà che cosa, cioè lo fanno anche il stesso Marocco. Il venerdì deve consegnare che cosa dirai alla gente, perché quella è propaganda, quella è politica dei fratelli musulmani che porta avanti comunque non per costruire, per distruggere qualsiasi forma di integrazione. Secondo me si sta parlando di una cosa, toccando non so che cosa, la luna, senza poi capire come si arriva. Cioè, il progetto in Italia deve essere prima sull'integrazione, prima. E le bambine che vanno a scuola, e sappiamo quanti hanno lasciato, ne abbiamo parlato con te, Tonino, anche in questa trasmissione, tante bambine, se parla ministero, quando c'era anche la Morgese, per carità, non è uno di centrodestra, e i bambini hanno abbandonato la scuola a 9 anni e 10 anni. Questa è una cosa, ecco, che va controllata, ecco, anche costruita, direi, costruire anche quella parte che la bambina, bisogna far capire a questa gente che le bambine vanno a scuola, hanno il diritto di andare alla scuola dell'obbligo, si chiama proprio il dovere di mandare i bambini a scuola. Questi non li mandano per radicalizzarli ancora prima, perché sanno che a 13-14 anni scappano e allora li bloccano un po' prima. Ci sono tantissimi temi proprio da analizzare e da anche le bambine spose, per dire, qui nel nostro paese è un reato, come lo è un reato in Marocco, in Tunisia, in Algeria. I bambini si sposano a 18 anni, ma qui nel nostro paese invece le bambine si sposano a 13-14 anni. Questa è una cosa, se non prima, qualcuno ha anche l'idea di farli sposare prima. Se non trattiamo, dico, questo tema di vari punti, no, delle regole dove una persona arriva in questo paese, leggi insomma, una base di Costituzione, la lingua, l'importanza della lingua. Sì, perché se noi andiamo
la cittadinanza. A chi la diamo la cittadinanza? La diamo ai uomini, perché sono quelli che sono più anni che vivono in Italia, sono quelli che lavorano, diciamo, fuori del susso, diciamo, del familiare, e le donne rimangono rinchiuse nelle case, e quella cittadinanza non gli arriverà mai, perché nessuno gliela proporrà, ecco, come alle bambine. Ci sono delle cose che io non riesco veramente delle volte a capire, perché poi la sinistra in questi momenti, come si dice a Roma, sguazza, ecco, e quando in opposizione, quando governa, e ha governato in questo paese tanti anni, non ha mai fatto proposte per la cittadinanza, li fa solo quando è in opposizione, perché aveva tutti i numeri per farli. Io lo dico questo per tutti gli immigrati che credono alle bugie, diciamo, alle cavolate della sinistra. Loro la propongono solo quando sono in opposizione. Quando governano non ce n'è stata nemmeno una proposta. Usano anche loro, lo usano gli immigrati per avere qualche voto in più, perché sanno che è difficile, sanno che è difficile, però c'è questo da dire alla gente: non vi fate strumentalizzare, perché la cittadinanza potevano anche farla, ma a questo punto sono anche d'accordo, ma la usano come strumento di propaganda, vicini anche a gruppi estremisti, come se sono gli estremisti a decidere come bisogna diventare cittadini. No, come diventare cittadini lo dobbiamo dire noi, l'Italia lo deve dire, con punti importanti. Tanto le donne non devono essere chiuse in casa, devono imparare la lingua, e il marito deve avere l'obbligo di segnare, visto che lei non può, segnarla un corso di lingua italiana, e anche un progetto di lavoro, cioè tante donne sono proprio rinchiuse a chiave. Noi stiamo parlando, ma molte donne non riescono neanche a aprire quella porta di casa, o non riescono a prendere un autobus di 3 cifre. Insomma, parlare di cittadinanza è una cosa molto molto importante, ma bisogna prima ecco, parlare di questi temi, che non sono così lontani, stanno lì, vivono con noi. Sì, quando uno, non generalizzo, perché c'è gente anche che viene nel nostro paese, si integra, lavora, rispetta le regole di questo paese, e stanno da tanti anni in Italia, e la cittadinanza non l'hanno mai vista, cioè, perché aspettano il momento giusto. Questi invece, con i vari gruppi, perché sono in malafede, anche una certa sinistra, sono in malafede, propongono tanto per, ma noi abbiamo tanti problemi, tanta gente che è arrivata con barconi che non sappiamo nemmeno chi sono, nel nome danno false generalità, non sappiamo chi sono, da dove sono arrivati, da dove sono scappati, da qualche carcere sono scappati. Poi c'è anche quello, per carità, che però è comunque arrivato nel nostro paese in modo clandestino, cioè anche questo. E sono dei punti, delle domande, diciamo, che molti che parlano oggi della cittadinanza non valutano e fanno molto male. Suad, questa settimana ha fatto molto discutere il fatto che è venuto alla ribalta di una omologazione, o meglio, di una annotazione di un divorzio con la frase talak, 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 avvenuto in Bangladesh e registrata al comune di Ancona. Ma allora il sindaco di Ancona si è giustificato, ha detto vabbè, ma la legge dello Stato non è adeguata in materia, quindi è il governo che deve intervenire. Oppure che cosa sta succedendo? È una confusione totale.
Allora il governo, e allora bisogna parlare di queste cose, se non ci sono, prima di parlare della cittadinanza, bisogna parlare di queste cose che sono una cosa allucinante, cioè, stiamo parlando di comunque una legge di un altro paese, religiosa, è una cosa talak talak, non è battere le mani 3 volte, e ripudi in quel momento la donna senza dargli i suoi diritti né niente, con i figli delle volte è una cosa molto tribale, antica, non esiste nemmeno più, ecco quello che mi fa specie, non esiste più neanche in Nord Africa, per dire, uno arriva, fa talak talak, e in Bangladesh arriva, sì, Bangladesh, Pakistan, ma questa roba non è che va, questa va denunciata, va chiusa, in una giornata si risolve, però bisogna vedere se abbiamo la volontà di risolverli, tutte queste questioni, se abbiamo la volontà di discuterli, di dibatterli, perché se no avremo lo Stato nello Stato e sappiamo lo Stato nel senso che cosa porta. Abbiamo visto le banlieue francesi, abbiamo a Saint-Denis è uno Stato dentro la Francia che hanno ormai hanno il loro tribunale, anche in Inghilterra hanno il loro tribunale, hanno tutto. Se vogliamo questo modo, insomma, di vivere in Occidente o in Italia, se vogliamo questo, ma basta che ce lo dicono, perché poi in piazza scendiamo noi, perché siamo pronti, perché siamo anche stancati di sentire e vedere, ecco, incontri anche con diciamo i vari funzionari, e bisogna anche guardare la provenienza di alcuni diciamo funzionari che fanno passare alcune cose, bisogna mettere le point sur le i, come si dice, Certo. punti sugli i, perché se no ci troviamo un caos, è lo Stato nello Stato, che io insomma, uno li combatte tutti i giorni e poi ce li ritroviamo nel nostro paese. E poi la strada arrivare al talibanismo è là, è dietro. Ecco, e a proposito di talibanesimo, concludiamo con l'Afghanistan. Gli anni passano, il tempo passa, questi sono al potere da un paio d'anni, i talebani in Afghanistan, e le cose vanno sempre peggio. Addirittura le donne non possono parlare perché la loro voce in pubblico è qualcosa di sessuale, qualcosa di erotico. E allora che altro devono subire le donne prima che qualche femminista o presunta tale venga fuori a dire no, non siamo d'accordo? Ma quello ormai non lo vedremo mai, le femministe ci sono più, cioè, bisogna mettere ormai l'anima in pace, perché li vediamo solo delle volte quando si tratta degli italiani, non li vediamo su queste questioni, purtroppo. E la situazione in Afghanistan è drammatica, cioè, proprio la notizia di qualche giorno fa, tante donne si suicidano in Afghanistan perché non possono più vivere in quel modo. Tante donne non riescono a uscire, tante donne trattati come l'animale. Il talibanismo vuole anche questo. Andiamo a leggere le loro leggi, la donna è meno dell'animale, la donna impura, la donna niente. Sono arrivati anche a proporre una legge, come dicevi tu, una legge che la donna per strada in pubblico non deve parlare, perché non si deve sentire la sua voce, perché può diciamo è una cosa, è una follia, può attirare qualche uomo, nel senso, ma di che una donna già coperta, e vedi come avanzano, è già coperta totalmente, con un burka coperto, si vedono solo dei bughetti negli occhi. Adesso disturba perfino la loro voce e tra un po' disturberà anche la loro presenza. Infatti le bambine non li fanno nemmeno più le donne, perché alla fine
molte scappano, ce ne abbiamo alcune in Italia che abbiamo seguito, ma hanno vissuto l'inferno in questo paese, però in questo paese dove qualcuno li accetta, qualcuno li dà, capito, fa degli accordi, qualcuno, cioè, è un paese dei talibani, un paese che poi non siamo, ecco, piano piano, diciamo piano piano, tra qualche anno, non è che siamo tanto lontani da quel pensiero, perché questi islamisti anche che abbiamo in Europa, il loro progetto è il progetto talibano, il progetto dove la donna è anche il kafir, che sarebbe l'occidentale, non dovrebbero più esistere, meglio non farli più esistere, ma questo è il pensiero talibano, cioè, però ce l'abbiamo nel nostro paese, io li ho visti parlare, li vedo come si vestono. Beh, si vestono in Italia come i talibani, perché quella è la loro modo di vita e il modo anche del futuro di vita, però qui in Italia, in Occidente, non lì in Afghanistan o in Bangladesh, un'altra parte, qui. E questo noi nel nostro piccolo cerchiamo di rallentare il loro processo, possiamo solo rallentarlo, però sta all'istituzione a fermarlo totalmente, ma senza se, senza ma, dal giorno all'altro bisogna fare delle proposte e chi non li accetta prende il primo aereo e torna a casa, perché non è che ci sono altri mezzi o termini da usare, ci sono delle regole, bisogna fissare prima queste regole, siete d'accordo? Anche nella futura cittadinanza, che io non la vedo, io vedo più un progetto di integrazione prima e poi chi ha fatto nato e ha fatto tutto il processo scolastico in Italia, che a me interessa come associazione di donne, che le donne diciamo frequentano la scuola, le bambine soprattutto, se gli diamo la cittadinanza adesso, quelli li chiudono, li fanno sposare con tutti i suoi cugini che hanno intorno e portano la coesione familiare, portano chi diventa cittadino una persona appena arrivata da altro paese. C'è anche questo problema, perché cittadinanza vuol dire anche sposare una persona e portare tutti gli altri familiari. Anche qui un punto da analizzare, cioè da analizzare. La coesione familiare è pericolosa, cioè è importante per chi è veramente cittadino, ma è molto pericolosa chi ha pensieri talibani e purtroppo io lo dico, non è che siamo lontani, lo abbiamo detto prima e ci avevano dato per strani, continuiamo a dirlo, qualcuno ci dà per fortuna ragione, ma la ragione non l'aspettiamo delle femministe, questo è chiaro, perché quelle fanno un progetto loro politico, ma è molto più anti-italiano che anti questi talibani. Suad, senti, per concludere, questa settimana potrebbe esserci l'attacco di Israele contro l'Iran. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Potrebbe crollare il regime degli Ayatollah, quel regime che opprime le donne e che le fa pestare a sangue se non portano bene il velo? Ma Dio volesse, cioè io sinceramente lo sai come la penso che dell'Iran, il mio libro uscirà tra 2 giorni, 3 giorni sull'Iran, vi consiglio. Come si chiama questo libro? Regime degli Ayatollah, l'Iran degli Ayatollah dal 79, che è sempre talibanismo, si chiamano Ayatollah, ma è sempre talibanismo, non è che sia lontano, sono simili. Ha distrutto dall'arrivo di Khomeini fino a oggi, hanno distrutto il paese, hanno distrutto la società che era moderna, persiana, che aveva veramente una cultura di altissimo livello, è stata distrutta del talibanismo, non si chiama talibanismo, ma io lo chiamo perché è simile.
E le donne anche lì, donne, giornalisti, pensatori, scrittori, vivono nell'inferno, vivono nella paura. E quello che alla fine, piano piano, può succedere, perché l'Iran era come l'Occidente prima, se andiamo a vedere. Le donne erano, l'80% andava all'università, 80%, era più addirittura delle donne che in Occidente. Eppure si sono ridotti con l'arrivo dell'islamismo radicale, si sono ridotti a quello che vediamo nella cronaca tutti i giorni, a nulla. E questo non è, e per questo dicevo prima, non siamo tanto lontani, perché poi col terrorismo, con la pressione, se non ci fate fare questo, vi attacchiamo, con il chantage, col ricatto, come si dice, il ricatto, non si può vivere con questo, bisogna cominciare a essere chiari. Questo è un paese laico, vorrebbe vivere per sempre in questo modo, bisogna fargli una lista punto per punto e mandare via quelli che non sono idonei, perché c'è il rischio che infettano tutta la popolazione, piano piano tutta la popolazione. È un cancro, è un cancro. L'islamismo radicale è un cancro. Ripeto, l'islamismo radicale è un cancro. E se non ecco, curare è già tardi. Deve essere, secondo me bisogna prevenirlo prima. Prevenirlo vuol dire mettere le regole. E mettere le regole non vuol dire nemmeno, come qualcuno ha dipinto, no? Ha detto che razzismo, islamofobia, quello. Ma questo tiene poco, che se ne frega, cioè, io lo dico anche a chi ci governa, ma che se ne frega, perché se oggi ti chiamano razzista, islamofobo, domani quella generazione ci ringrazierà. Questo è poco ma sicuro. Suad, l'importante è tenere gli occhi aperti come fai tu da sempre, e te ne sono grato per quello che posso dire. Insomma, noi cerchiamo di dare altrettanto spazio e altrettanta eco alla tua voce. Grazie. Io ti ringrazio, veramente ti dai tanto spazio e spero che le persone cominciano a svegliarsi, a cominciare anche nei piccoli comuni a raccogliere un po' di firme, fare anche militanza contro questo male, perché è un male, non ha nulla a che vedere con la cultura, non ha nulla a che vedere, figuriamoci, io vengo da un paese dal Marocco, non è che vengo dalla Svezia, e vorrei che quelle donne che vengono dal Marocco, che in questo paese non diventino vittime del radicalismo islamista che uccide, e cercare di aiutarli. Grazie veramente per lo spazio che ci date sempre. Bisogna essere in tanti, dobbiamo unirsi per questo, senza paura. E noi paura non ne abbiamo. Grazie ancora. Grazie.
te la linea Antonino. Grazie Lorenzo, e allora eccoci qua, siamo arrivati nell'ultima parte, diciamo, di questa nostra trasmissione della puntata di oggi. Andiamo a dare adesso un'occhiata alle agenzie. Da questo momento il telefono è aperto allo 0292947222. Avete ascoltato quindi un interessante intervento di Suad Sbai, almeno riteniamo interessante per voi. Intervento di Suad Sbai in tema di immigrazione, oppure se avete interesse anche quanto abbiamo discusso col professor Riccardi in tema di Cina. Vi do una notizia che arriva da Al Jazeera. Air France ha esteso la sospensione dei voli tra Parigi e Tel Aviv fino al 15 di ottobre e tra Parigi e Beirut fino al 26 di ottobre, perché al momento non si sa quale sia diciamo così, datesi le incertezze nella zona, per cui insomma c'è sempre questa spada di Damocle che pende nell'aria e non si sa, diciamo così, non si sa che cosa succederà, o meglio, quando ci sarà come si dice, quando ci sarà la rappresaglia o comunque la risposta israeliana a Teheran. Una notizia che è stata battuta poco fa, purtroppo dice l'ANSA, strage di Erba, per i giudici manca la novità della prova per la revisione, le motivazioni del no alla richiesta di Olindo e Rosa. La richiesta di revisione presentata da Olindo Romano e Rosa Bazzi, per quanto rituale, non è ammissibile sotto il duplice profilo della mancanza di novità e della inidoneità a ribaltare il giudizio di penale responsabilità delle prove di cui è chiesta l'ammissione. E la conclusione a cui sono giunti, scrive l'ANSA, i giudici della Corte d'Appello di Brescia, che hanno giudicato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza che condannò la coppia all'ergastolo per la strage di Erba, 4 morti, tra cui un bimbo di 2 anni e un ferito gravissimo, l'11 dicembre 2006. La richiesta di revisione della sentenza dell'ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, presentata dal sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser, è prima ancora che carente sotto il profilo della novità della prova, inammissibile per difetto di legittimazione del proponente. La richiesta di revisione, scrivono i giudici della Corte d'Appello di Brescia nelle motivazioni di procedimento la cui definizione ha richiesto più udienze, è stata formulata da un sostituto procuratore generale della Corte d'Appello di Milano, privo di delega relativamente alla materia delle revisioni, riservata, secondo il documento organizzativo dell'ufficio, all'avvocato generale e non assegnatario del fascicolo, ed è stata depositata nella cancelleria del procuratore generale di Milano, che l'ha trasmessa alla Corte evidenziando la carenza di legittimazione del proponente, disconoscendone il contenuto e chiedendo che fosse dichiarata inammissibile. Così le motivazioni appunto dei giudici bresciani della Corte d'Appello di Brescia in merito alla mancata revisione del processo inerente alla strage di Erba. 0292947222, se avete voglia di dire la vostra. C'è una telefonata, Lorenzo, se ce la prendiamo. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, Michele Caruso, eccomi. Ciao Michele, vai. Eccomi, Antonino, in collegamento da quel di Roma, di Milano, la linea per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, sulla talk radio per antonomasia, Radio Libertà. Ecco, non potevo mancare, intanto auguri per ieri, perché ricorreva l'anniversario, un centenario, un secolo, dal 6 ottobre 1924, quando ci fu la prima emissione radiofonica, allora l'URI, poi EIAR e poi RAI, dunque l'acculturamento, perché c'è stata l'alfabetizzazione addirittura della popolazione con i programmi del servizio pubblico, e poi dal 76 c'è stata la liberalizzazione delle radio private, dunque anche le trasmissioni così di infotainment come la tua, di grande successo, che è stata assegnata con il riconoscimento del microfono d'oro l'anno scorso. Incrociamo le dita anche per quest'anno come meriterebbe. Grazie. Dunque, vado con il mio editoriale, posso? Vai. Vado?
Ok, Vai. il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio. Ricorre un anno dal 7 ottobre, un anno fa, l'attacco terroristico della cellula islamista di Hamas al cuore di Israele. Dopo una pioggia di razzi, almeno 1500 terroristi di Hamas hanno messo in atto un massacro nei villaggi del sud. Circa 1500 le persone uccise e più di 250 quelle rapite. Era il 7 ottobre del 2023, intorno alle ore 7:30 locale, le sirene antiaeree risuonavano a Gerusalemme avvertendo i cittadini che il paese fosse sotto attacco. Hamas aveva appena annunciato l'inizio dell'operazione a Rione Al-Aqsa, oltre 5.000 razzi dalla striscia di Gaza verso Israele, ricordiamo la striscia che separa Israele dalla Palestina, Israele e la Palestina fin dai tempi dell'intifada, una guerra fratricida, migliaia di terroristi di Hamas sciamano da Gaza a Israele prendevano d'assalto il festival Supernova dove centinaia di ragazze si erano ritrovate a ballare, i kibbutz al confine delle postazioni militari, 1500 vittime come già detto. Tra distruzione e morte venivano rapite 254 persone, tra cui molti civili e qualche soldato. Alcuni rapiti vennero uccisi a distanza e i loro corpi portati in una striscia per un futuro scambio con detenuti palestinesi. I miliziani filmavano tutto. E dunque l'attacco di Hamas barbaro, disumano contro Israele il 7 ottobre dell'anno scorso è stato uno degli eventi più documentati della storia recente grazie alla grande quantità di immagini e video, molti dei quali sono diventati virali sui social e nei media internazionali. Dunque l'accusa che ho mosso è quello che forse in questa giornata ci sarebbe stata una maggiore cura se la sensibilizzazione dei media fosse stata di un certo tenore, e invece a quanto pare l'evento è stato quasi sottaciuto, non si è parlato come avrebbero dovuto fare. Credo che quello che è successo sia veramente sotto gli occhi di tutti. Ancora devono essere liberati gli ostaggi ed è passato un anno. Torno a ripetere e vado a concludere, stando lontano da Iubis e in primis volendo mettere in evidenza, così poi l'accento su questa questione, che la guerra israelo-palestinese dura da fin troppo tempo, andrebbe posto rimedio. La politica dovrebbe essere più sensibile a questa tematica e cercare di affrontare la questione nella maniera più opportuna. Da te un commento da Michele Caruso, grazie e buona serata. Buona serata a te, Michele. Sai, tu dici la politica, ma il problema è che il presidente Mao diceva che la politica è guerra senza spargimento di sangue, e la guerra è spargimento di sangue senza politica. Chi è che l'ha cominciata sta guerra? Hamas. Hamas nel corso di quest'anno non ha mai, e dico mai, chiesto la soluzione a due stati. Hamas nel corso di quest'anno non ha mai, e dico mai, chiesto una tregua. Hamas avrebbe potuto tranquillamente dire: benissimo, se ci date la soluzione a due stati, noi vi restituiamo tutti gli ostaggi. Non lo hanno fatto, anzi gli ostaggi sono stati ulteriormente seviziati, violentati, alcuni sono morti per consunzione, altri sono stati volutamente giustiziati. Ecco, Hamas non ha alcun interesse a una coesistenza pacifica con Israele. Del resto nel suo statuto costitutivo c'è scritto che deve distruggere Israele, lo deve cancellare dalla faccia della terra. E i loro amici di Teheran non hanno fatto altro che finanziarli in tutto questo tempo. E questo è il punto. Dici tu, la politica, ma qui non ce n'è politica. Politica di chi? Di un gruppo di assassini? Hezbollah secondo te persegue una politica? Hezbollah che ha tirato poco fa qualcosa come 135 razzi contro il nord di Israele. Gli Houthi che oggi pomeriggio hanno lanciato un missile verso Tel Aviv, secondo te perseguono una politica? Allora è inutile che stiamo a sognare.
Cioè, non si può negoziare quando hai la testa nella bocca della tigre. L'unica cosa che puoi fare quando hai la testa nella bocca della tigre è scannarla. E basta, non puoi fare altro. Non puoi fare altro, non puoi parlamentare. Con chi dovrebbe parlamentare Israele? Con Teheran? Ma Teheran non lo ha mai riconosciuto nemmeno per nome, tant'è vero che alla radio la voce della Repubblica dell'Iran, alla radio nel servizio in italiano, io ho sentito uno del partito di rifondazione comunista, quando ancora esisteva questo partito, l'ho sentito io con le mie orecchie alla radio Onde Corte che diceva, intervistato appunto da questa emittente di Teheran, ah sì, l'entità sionista, perché non lo si può definire Stato di Israele agli occhi degli iraniani. E questi signori da 45 anni cercano in tutti i modi una guerra. Ma ormai siamo arrivati a un punto di svolta della storia. E il punto di svolta è che cosa si fa? Perché vedete, nel momento in cui questi signori, che non vogliono il bene dell'Occidente, che non amano l'Occidente, nel momento in cui questi signori dovessero munirsi di una bella bomba atomica, dopo il Medio Oriente, cioè praticamente il pianerottolo di casa nostra, diventerebbe estremamente incandescente. E dopo che si fa? Che si fa? Quindi la situazione attuale è una situazione nella quale Israele combatte per la sua vita, ma combatte anche per noi, per permettere a tutti noi che siamo qua comodamente seduti sul divano, che stiamo ascoltando la radio o che abbiamo determinate valutazioni, noi siamo qua e possiamo continuare a discutere, possiamo continuare a dirci a favore, a dirci contro, possiamo... Persino Chef Rubio può continuare a dire le sue cose. Che problema c'è? Grazie alle libertà occidentali, grazie alle libertà occidentali. Non certo grazie alle libertà di Hamas o alle libertà che sono, come sapete, riconosciute ai gay e alle donne a Gaza o che sono riconosciuti ai gay e alle donne in quel di Teheran. Noto posto tollerante, noto posto nel quale le donne possono andare libere in minigonna. Fino al 1979 ci potevano andare di sicuro. Adesso diciamo che è un po' difficile, perché poi diventa che a 22 anni, se hanno una ciocca di capelli fuori dal foulard, è morta per un aumento di pressione. Poi se l'aumento di pressione è stato indotto da una bella scarica di mazzate, questo non si sa, o meglio, ufficialmente non si sa. Però, cosa mi scrive Maurizio? Anche Israele ha bisogno di soldati, facciamo brigate di volontari dal mondo per difendere Israele e la nostra democrazia. La sinistra si ricordi delle brigate internazionali spagnole, Maurizio. Ma la sinistra è antisemita in Italia, la sinistra ha un grosso problema con Israele, un grosso problema. La sinistra fino all'anno 2000 più o meno era dalla parte di Israele o comunque era attenta a valutare le ragioni di Israele. Dopodiché sono cominciati i discorsi del genere. Ah, ma io sto con Israele ma non con Sharon. Sharon che è quello che ha fatto il ritiro di Israele da Gaza, aggiungerei, il ritiro unilaterale da Gaza, con i coloni che avevano costruito, avevano messo a posto tutto il territorio e qua e là che piangevano disperati. E poi abbiamo visto cosa ha fatto Hamas di Gaza, lo abbiamo visto tutti. Bisogna avere le fette di prosciutto davanti agli occhi per non capire che cosa ci sia. Ma andiamo avanti. Dopodiché D'Alema, mi ricordo, quando era ministro degli esteri, se ne andò mettendosi sotto braccio un esponente di Hezbollah a camminare sulle macerie di un bombardamento a Beirut. Qualcuno dice che in realtà il problema della sinistra con Israele sia molto più antico, risalga al 1967, alla guerra dei 6 giorni, quando Israele ha annientato le forze armate egiziane con un raid preventivo e nel giro di 6 giorni ha conquistato tutto il Sinai. E quell'azione così fulminea, così improvvisa, è stata la fonte scatenante del dissidio tra la sinistra italiana e Israele.
poco importa, poco importa. Importa però che, torno a ripetere, ragazzi di 18-20 anni vanno giù nei tunnel e combattono perché noi altri qui si possa continuare a discutere dei massimi sistemi. Mentre invece alcuni loro coetanei in questo paese, anziché quantomeno avere la bontà di riflettere su quello che questi ragazzi fanno, e sono, ripeto, loro coetanei, che vivono all'occidentale, mangiano all'occidentale, si divertono all'occidentale, eccetera, 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 quelli lì, scusate, vanno a fare casino perché le università non devono fare gli accordi con gli istituti di ricerca israeliani che sono tra i migliori al mondo. Quando questa gente vi farà questi discorsi rispondete: benissimo, un Big Mac per me è un Happy Meal per il bambino, perché è difficile che vadano oltre determinati incarichi dopo la laurea, se ci arrivano. Quindi, ladies and gentlemen, qui si tratta di una scelta. Voi cosa preferite? Preferite stare con chi sgozza e ammazza in nome della sua visione distorta di Dio o preferite l'Occidente? È tutto qui, dovete scegliere. Ma non è che c'è molto altro. Nel caso del conflitto medio orientale è o di qua o di là, non è che ci vuole assai. Va bene, allora, noi, e mi pare che in questa radio noi abbiamo le idee abbastanza chiare su da che parte stare. Allora, e ce le ha anche molto chiare il segretario della Lega, nonché vicepresidente del Consiglio e ministro dei trasporti Matteo Salvini. Quindi, bene, abbiamo finito per questa sera, bella gente. Noi ora ci salutiamo con la sigla e poi dopo abbiamo un bellissimo pezzo di Ornella Vanoni del 1973. Ma come ho fatto? Me lo chiedo pure io. Ma come ho fatto? E lo scopriremo tra poco come abbiamo fatto. Grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Noi torniamo domani alle 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà e domani sera, come sempre, come ogni martedì, aria fritta. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.